Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora Fe, siamo a Spa, siamo quinti in griglia e niente Fe, possiamo fare una buona gara e l'obiettivo insomma quarto posto per stare davanti a uno dei Fantastici 4 non è impossibile. Il Belgio è una gara favorevole e gli sviluppi della macchina sono positivi, li guardiamo nel prossimo video, vediamo un po' i sviluppi anche della monoposto. Vediamo un po' quanti pezzi abbiamo utilizzato e tutto quanto. Ma adesso concentriamoci solo sulla gara del Belgio. Spa, Francorchamps. Siamo in un buon momento. Andiamo, Gran Premio del Belgio. Possiamo sfruttare bene la prima curva all'interno e tentare anche un primo posto, anche se la vedo duretta, però. Ok. Siamo primi in collisione con Bottas, ma secondo me no. Ok raga, siamo in prima posizione, lo sapevo che partendo così potevamo alla prima curva prenderci il primo posto. E adesso vediamo ragazzi, in Belgio possiamo anche puntare al podio sicuramente, ma anche al bersaglio grosso. Finora abbiamo vinto in 2 gare, Monza e Montreal. Monza l'anno scorso, Montreal quest'anno. Devo sfruttare bene questa chance, anche se è chiaro che Mercedes e Ferrari sono di un altro pianeta. Comunque partenza regolare, per fortuna nessun problema. Ok. Devo stare molto concentrato ragazzi, perché è veramente fondamentale. Sta gara è fondamentale farla bene. Un bel podio sarebbe veramente il modo migliore per prendere punti. Ecco, subito cagata. Calma Kuma, stai calma, sono un po' teso ragazzi, non sono abituato a essere primo in classifica. Lo sono stato a Montreal per pochissimi giri con errore di Raikkonen e basta. Saranno 22 giri di passione. Quanto carburante che ho, come mai sta roba? Ha vaneggiato 5 giri così, boh. Questa proprio non la capisco, dobbiamo assolutamente scaricare la monoposto, bene. Sono cose importanti, avremo dei problemi secondo me, però, mamma mia. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme super morbide. Mi fa piacere. Bruttissimo errore qua, lunghissimi. Lunghissimi, Bottas prova a superarci. Brutto errore, raga, c'è tensione, si vede. Si vede che c'è molta tensione, ma non capisco sto carburante. Abbiamo 5 giri e 24 di carburante. Boh. Sinceramente non la capisco, ma va bene. Anche il brutto errore fino alla prima curva del secondo giro poteva costare veramente anche un incidente. Sì, ma la macchina è pesantissima ragazzi, cioè... Questo non è bene, infatti la sento che non è al massimo, Non è per niente come in qualifica. Non sto girando come in qualifica. Non capisco come sia possibile avere 5 giri di carburante. A questo punto speriamo di non avere safety car, se no non lo togliamo più sto carburante. Agli ultimi giri avremo veramente ancora tanta zavorra. Dai Kuma, dai. Devo stare in miscela grassa sempre, sperando di non avere problemi al motore. Vai. Comunque gara nuvolosa ma non è prevista pioggia. Comunque non abbiamo un ritmo scandaloso, Se non facciamo errori possiamo mantenere la prima piazza, almeno nella prima parte di gara. Anche se Bottas è là, Tanto giri record, chiaramente non è il nostro il giro record. DRS abilitato e mosso a dolori. Ma perché tutto sto carburante, veramente? Non capisco. Io non l'ho selezionato ragazzi, cioè. Vaneggio del Belgio, sì. Per scaricarsi la macchina, se no veramente sarà dura,
Abbiamo Bottas e Räikkönen, i due finlandesi. Räikkönen sta facendo anche quest'anno una stagione memorabile. Complimenti Kimi. Noi intanto ci godiamo questa prima posizione finché dura. Oh, ce la godiamo. Poi vediamo insomma. È dura però, vedo che faccio proprio fatica, ma sento la macchina comunque lenta, c'è poco da fare. Tutto sto carburante è inaccettabile. Perché i meccanici hanno fatto baldoria e mi hanno messo un po' di benzina in più. Non ho proprio visto sinceramente, poi riguarderò nella registrazione, ma io sicuramente non ho toccato niente. Vabbè, chiaramente Fioi devono capire che si sta creando un trenino, non me ne frega niente sinceramente. Finché siamo in testa me ne fotto. Finché però tutto sto carburante è chiaro che non posso avere un'agilità incredibile. Ma la sento proprio la macchina diversa, c'è poco da fare. Ora puoi rientrare ai box. Mi fa piacere. Ok, altro giro andato. Sono molto concentrato, ti scuso se non parlo tanto, ma di trovarsi in prima posizione a Spa non è di certo una cosa tutti i giorni con una Force India. Chiaramente stando sempre in miscela grassa usureremo il motore un po' di più, però d'altronde non abbiamo alternative. Come sempre ottimo primo settore. Ok, dai, per il momento comunque a parte quell'errore iniziale non stiamo rischiando. Cioè sono attaccate a 2 decimi, però teniamo. Per il momento si tiene. Ma proprio in frenata, vedo che poi quando deve accelerare fa fatica. No, non vado in box adesso, speriamo bene. Vediamo se perdiamo posizione. Sono andato subito perché ho paura dell'undercut. Vai, sarai in gara all'uscita dai box. Mamma mia. Mamma mia, c'è andata bene, adesso vediamo gli altri però. Eccolo Bottas. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Bottas era avanti. Ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. E anche Ricciardo, ma porca miseria, perdo 2 posizioni. Perdo 2 posizioni. Forse su Ricciardo la prendo subito. Molto bene. Ok, presa su Ricciardo, però abbiamo addirittura sia Hamilton che Bottas. Ho perso parecchio, ho perso, Io ho perso la posizione sulle 2 Mercedes, in tutte e 2. Com'è possibile? È possibile però, cazzo, che tutte e 2 Mercedes siano in box. Non ci voglio credere. Adesso vediamo, tanto dobbiamo assolutamente superarli finché possiamo. C'è un bel trenino qua. Bisogna tirare adesso ragazzi, bisogna rischiare il tutto e per tutto. Dobbiamo consumare sto carburante che è veramente una roba, una gara da fatalità, una gara così. Molto bene. Stiamo accumulando usura su MGUK. Grande sorpasso su Gigi. Modalità carburante 3. Non mi interessa, non posso. Devo togliermi il carburante, rimbambito. Me l'hai messo tu. Non capisco, Bottas come ha fatto a guadagnare così tanto in neanche un giro, cioè. Boh, forse ho visto male io, spero. Compagno di box. Il compagno di scuderia ai box. Infatti io non vedo Bottas qua. Non vedo Valtteri. Adesso vediamo anche rispetto alle Ferrari perché ok,
dovremmo esserci in realtà. Solo Bottas non capisco se è davanti a noi, però aver guadagnato così tanto mi sembra un po' stracciatella sinceramente. Tanto qua ce ne stiamo andando, sta facendo comunque una buona gara adesso, ragazzi, con le super soft si gode. Guarda qualche sorpasso tipo Zonta, Schumi e Hakkinen. Questo è veramente un sorpasso da fenomeno, qua veramente un cume leggendario. Sorpassi da fenomeno. Prima su Hamilton, adesso su Kvyat e Renault mi sembra. Non mi ricordo più. I primi se ne stanno, diciamo, sono lontani, però è anche vero che nessuno ha fatto la sosta. Io sono sicuro di essere davanti a Bottas a sto punto. Comunque dovrò fare un'altra sosta, non è finita qua. Tanto Hamilton, Ricciardo sono tutti imbottigliati nel traffico. Io sono scappato via alla grande. L'unica paura è un po' il motore che starà usurando tanto, ma sì, non poco. Già un 6% in più, non è poco. Qua non l'ho presa un po' benissimo la chicane. Hai registrato il miglior Giro record di veneziano, fio, incredibile. Incredibile fastest, è già una soddisfazione. Questo che non lo faccio mai. Tanto sta arrivando Gigi, d'altronde Gigi e Gigi, fio. Gigione. Però il fastest l'ho fatto io. Mamma come stiamo tirando. Devo dare respiro al motore ma non posso, finché non vado giù col carburante proprio non posso. Veramente incredibile sta gara, non capisco perché mi sono trovato con 5 più di carburante, cosa mai vista. Gigi sta arrivando però, attenzione. Gigione sta arrivando. Non capisco Bottas, sinceramente non può per aver guadagnato così tanto. No, brutto errore. Questo è un brutto errore, riporto Hamilton vicino. L'inesperienza nel cume, la paura, la tensione fa brutti scherzi. Vorrei solo capire Valtteri sinceramente. Tanto qua sto arrivando, stanno prendendo tantissimo, devo andare. Secondo me conviene andare ai box a loro perché sennò. Tanto giro record di Hamilton, fastest di Hamilton. Noi sempre settimi. Problemi per Ricciardo. A questo punto assolutamente non deve uscire la safety car in qualsiasi cosa, in qualsiasi caso non deve uscire. Mi può solo svantaggiare in questo momento. Guarda che se le stanno dando Sainz e Stroll, Guarda che bella lotta. Devo togliermi dalle balle subito però, Loro vanno molto più lenti adesso. Hanno le gomme usurate, soft, non le super soft, molto più nuove. Vedi che questa gara mi ha fatto un sacco. Guarda quanto ho rischiato. Guarda quanto tempo perdo adesso. Mi hanno fatto dei bellissimi sorpassi, devo continuare a farli però, Per piacere Kume, grazie. E uno arriva forse, sì. Su Stroll molto bene. Gara piena di sorpassi questa, finalmente vediamo una gara con tantissimi sorpassi da parte di veneziano. Quando la macchina è il cume competitiva
Ci sono molte più possibilità. Questa forcina sta crescendo comunque, eh. Questa force sta crescendo. A questo punto lo andiamo molto più veloci. Vada, ciao. Non ci credo. Non ci credo, mi ha frenato in bocca. Ma che cazzo fai? La anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. Qua ho rischiato veramente l'incidente potente. Però l'ala non mi sembra danneggiata, dai. Vediamo. No. No, dai, no. Ci può stare, raga, ci può stare. Certo che stiamo veramente consumando la power unit, poverina, eh. Se bisogna capire è veramente Bottas, eh. Van Dorn, anche Van Dorn chiaramente deve ancora andare in box e si vede, perché adesso lo prendiamo sicuramente, proprio le gomme usuratissime. Solo che c'ho Hamilton e tanto vicino. Per il momento nessun ritiro, gara tranquilla, di solito in Belgio sono gare pazze. Stavolta tutto tranquillo per il momento. Occhio. Mamma mia. Comunque siamo davanti a Bottas, me lo sento, cioè. Perché anche l'altra non è tanto lontana, però pensiamo alla gara adesso. Ok, stiamo scendendo, siamo sotto i 3 quasi, 2,99, perfetto, 2,99. Mamma mia, però Hamilton è veramente vicino adesso, eh. Ok. Ok, box. Solo Pippo non vai box. Solo Pippo. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme super morbide. Ok. Solo Pippo manca da superare. Dobbiamo superare Pippo. Ok, siamo due, tanto stiamo scendendo bene con il carburante, questo è positivo. Però Hamilton, mamma mia, Hamilton sfrutta il DRS per avvicinarsi tantissimo. Si usa parecchio le gomme, però. Non presa benissimo questa. Siamo a metà gara giusta comunque, eh. Siamo a metà gara. Raga, siamo ai box, si è ritirato Hülkenberg e Alonso nello stesso giro, pensavo una safety car e invece nulla. E adesso vediamo. Vediamo, io ho paura che Massa ha fatto la strategia giusta, ragazzi, eh. Vai ora. Perché Massa non deve fare più soste, ho come questa sensazione, se è così siamo andati, ragazzi, eh. Poi problemi per Ricciardo che rallentava e anche Hamilton, quindi questa è una cosa positiva. Ok, siamo terzi, ragazzi, però Massa secondo me ha finito le soste, se è così non vinciamo, perché Massa è entrato in box 2-3 giri fa. Vai, col carburante siamo a 63, però ho paura che possiamo arrivare massimo secondo, sarebbe una beffa atroce, vincitore Pippo Massa, però staremo a vedere. 7 secondi abbiamo da Pippo, vediamo se possiamo recuperare. Secondo me possiamo anche farcela, però dobbiamo guidare al top, e per il come guidare al top non è proprio una cosa semplicissima, cioè perdere da Massa, cioè, per me Verstappen la sosta deve fare. Su Massa sono dubbioso. Adesso sì mi servirebbe la safety car. Vabbè, vediamo, la gara è ancora lunghissima, ragazzi. Comunque mancano parecchi giri a Spa. Tutto può succedere, un giro è eterno a Spa.
però Massa ha fatto la sosta troppi pochi giri come previsto. Verstappen e Massa hanno azzeccato la strategia, non so come, con una sosta probabilmente. Sono riusciti a portare a casa il primo e secondo posto. Noi siamo 4 secondi da Bottas che è in rimonta, ma noi stiamo anche gestendo, finalmente possiamo mettere Michel a standard. Alla fine grande gara nostra, ma addirittura terzi. Cioè pazzesco, non me l'aspettavo sinceramente, pensavo della sfangata, invece addirittura prendiamo anche 9 e 11 secondi. Forse non potevo neanche fare una sosta solo perché arrivavo agli ultimi 3-4 giri veramente con delle gomme distrutte, rischiavo anche di forare. A sto punto mi prendo questo podio, comunque guadagno su tutte e 4 tra le 2 Mercedes e le 2 Ferrari. Quindi insomma motivi per essere felici ce ne sono e anche tanti. Certo Verstappen può fare una bella vittoria. Max può portare a casa una vittoria importante, il piccolo Max. Ultime curve ormai diciamo che ho abbastanza mollato, però attenzione, Bottas è vicino, comunque mi ha recuperato 4 secondi in un giro praticamente, ho capito nel piano ma non così tanto. Tanto Max vince la gara incredibile, rocambolesca. Ottimo terzo posto per il Cume, altro podio. Very good. Yes. Splendido lavoro. Sì, va bene. Un po' preoccupato, invece è andata alla grande. Grande Cume. Comunque vince Verstappen, secondo Massa, raga, podio inedito, Red Bull, Williams, Force India. Vittoria per la scuderia. I piloti stanno uscendo proprio. Eccoli qua, guardateli, c'è mai visto un podio così nella storia della Formula 1. Ecco un altro trofeo che va a Milton Keynes. Eccolo qua, bravo Max, il minorenne, bell'uomo il minorenne. E vai di champagne. E dopo questa gara guardate che roba ragazzi, cioè, guardate che classifiche, incredibile. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi. Classifica vede Veneziano quarto, Super Hamilton, raga, stiamo calmi, siamo vicini, comunque ragazzi siamo in lotta per il mondiale anche, cioè, non ho parole fioi. Costruttori, sempre terzi, raga, sotto il comune del Veneziano, stiamo calmi, siamo soli a 32 punti dal primo posto, ciao!